Sindaco, oltre la rete, nuovo convegno che chiude la stagione a Cavallino Tre Porti, qual è l'importanza di questa parola? È fondamentale fare rete tra le imprese, con le associazioni di categoria, con le istituzioni ovviamente e con tutte le nuove opportunità. Solo la rete è in grado di esprimere appieno tutte le nostre eccellenze e quest'anno siamo andati oltre la rete, cioè Cavallino Tre Porti, con rete, con opportunità fuori di Cavallino Tre Porti a livello nazionale, internazionale, ma anche proprio a 360 gradi, valorizzando le eccellenze e soprattutto i nostri giovani. Fare rete ne parliamo da tanti anni, poi alla fine io dico bisogna anche farla questa rete e Cavallino Tre Porti sta dimostrando in modo preciso di saperla fare. Negli ultimi anni abbiamo agito molto bene in collaborazione con il territorio, le aziende si stanno da fare per promuoversi oltre il territorio, quindi non più, lo dico sempre, non è più la singola azienda che si promuove, non è più il parco turistico di Cavallino Tre Porti, usciamo, promuoviamoci come spiagge venete. Ecco che il contenitore di Venice Sands ci sta molto aiutando in questo senso. Cavallino Tre Porti è riconosciuta come la capitale europea del turismo all'aria aperta e vuole essere la capitale del turismo all'aria aperta anche per la qualità. Quest'anno i numeri, come dicevo prima, l'hanno dimostrato, leggera flessione in termini di presenze, ma aumento del fatturato. Questo ci incoraggia molto e ci fa capire che la strada che abbiamo intrapreso, quindi servizi di qualità, è quella giusta. I numeri che emergono dal settore ovviamente turismo, quindi dal collega Caner, a luglio, oggi aggiornati a luglio, dicono che Cavallino Tre Porti è in controtendenza a una leggera flessione che nel sistema turistico regionale invece registra un meno 1,6%. Qua c'è un più 1,1, 1,5 appunto presenze e arrivi ovviamente, e quindi vuol dire che veramente sta funzionando e come ho detto nel mio intervento è un gioco di squadra. Oggi questa giornata dimostra come tutti assieme, le istituzioni, la regione, l'amministrazione comunale, l'ULSS numero 4 presente sempre con i propri operatori, tutti gli operatori del turismo, le associazioni appunto del volontariato alla Croce Verde, alla cultura, a quelle sportive, un gioco di squadra dove c'è un buon capitano ma c'è soprattutto un'organizzazione del gioco. Questa organizzazione del gioco porta economia, ricchezza, prosperità e che è quello che appunto ci chiede ovviamente questa comunità.